E dunque è partita la serie numero 2, siamo alla presentazione della prima serie 200 stile libero maschili. Dunque nuoterà in corsia numero 1, i colori sono quelli del The Hacker Team, già medagliato in categoria nei misti, Massimiliano Matteazzi. Al suo fianco in corsia numero 2, atleta di casa del Team Veneto, medagliato nello stile libero veloce, nazionale giovanile ai Giochi Europei di Baku, Manuel Frigo. Nuoterà in terza corsia i colori del The Hacker Team, Matteo Cinquino. Corsia numero 4 per il The Hacker Team, ieri alla vittoria dei 400 stile, nazionale maggiore a Taipei alle Universiadi e finalista in questa gara agli assoluti di Riccione, Fabio Lombini. Corsia numero 5 per la Leosport di Villafranca, 5 primati italiani ragazzi, vittoria agli Playoff e titolo di staffetta 4% mista con record del mondo giovanile, finalista ai mondiali junior, Thomas Ceccon. Corsia numero 6 per il The Hacker Team, già campione giovanile in passato e finalista quest'anno agli assoluti nella rana, Riccardo Cervi. Corsia numero 7 per il The Hacker Team, campione di categoria dei 400 misti e argento nei 200, Pierandrea Matteazzi. Corsia numero 8, classe 2001, i colori sono quelli del Team Veneto, campione di categoria in questa gara in vasca lunga a Roma, Stefano Nicetto. E dunque ci aspetta davvero un'interessantissima prima serie, intanto noi seguiamo la seconda, ricordo Conte Bonino in 8 e Buonaguro alla 1 per la categoria ragazzi, e testa a testa nel finale per la seconda serie, la vince Bondavalli, 1,53,60, 8 centesimi carrossa, questi due atleti salgono nelle prime due posizioni della